pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura le festività agatine, iniziate ufficialmente oggi, inaugurate dall'attesissimo passaggio delle carrozze del Senato tra le strade di Catania. Questa mattina sono state le Candelore ad apparire per prime tra le principali vie del centro storico. Subito dopo i cittadini hanno assistito al passaggio delle carrozze, a bordo delle quali si trovavano le principali autorità istituzionali e religiose della provincia etnea. Il corteo è partito dal Palazzo degli Elefanti alle 11:45 circa. Si prosegue stasera con il concerto lirico-sinfonico sempre nella centralissima Piazza Duomo, seguito dal tanto atteso spettacolo piromusicale. E passiamo alla cronaca, ancora una tragedia in mare nella serata di ieri, quando la motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso un barcone che si trovava a 42 miglia da Lampedusa e ha scoperto che 5 uomini e 3 donne, una delle quali incinta, erano morti a causa della fame e del freddo. I 42 migranti sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti dalla Tunisia e che sul barcone c'era una donna con il suo neonato di 4 mesi, morto a causa del freddo durante il viaggio, e che la madre, distrutta e in preda alla disperazione, ha gettato il corpo del bambino in mare. Un uomo ha tentato di recuperare il neonato, annegando però nel tentativo di salvarlo. La madre del piccolo è morta poche ore dopo. I corpi degli altri 7 compagni di viaggio sono stati lasciati all'interno dello scafo. Ci sono anche 2 dispersi. La giovane accusata di aver ucciso sua madre, l'insegnante Teresa Spanò, sta affrontando nuove accuse di premeditazione. In precedenza era già stata accusata di aver tentato di avvelenare la madre alcune settimane prima del delitto che si è verificato la notte del 1° gennaio a Bagheria. La giovane di 17 anni è stata trasferita in carcere a Roma dalla comunità protetta di Caltanissetta. Non è stato ancora chiarito il motivo esatto del delitto. E in chiusura il Covid. Nel corso della settimana dal 23 al 29 gennaio le nuove infezioni in Sicilia hanno subito una flessione in linea con il trend a livello nazionale. I nuovi casi positivi sono stati 3.061, il meno 36,28%, con un totale di 64 casi ogni 100.000 abitanti. Le province di Palermo, Siracusa e Agrigento hanno registrato un tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale. Le fasce d'età più a rischio sono quelle degli over 90, over 80-89 e 70-79 anni. Leggera diminuzione delle nuove ospedalizzazioni. La maggior parte dei pazienti positivi in ospedale però non risulta vaccinata. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna alle 18 con nuovi aggiornamenti. A più tardi.